Ed eccolo qui, il fischio d'inizio. Castelfontana che manovra il primo pallone. Allora Cerrotta, punta Pacchiarotti, la mette in mezzo, era un tiro più che un cross. Priori a spazio, serve Capraro, la domestica Capraro, esce però provvidenzialmente Ruanno. Donati, punta Cavallo per Iglesias che ha spazio per il sinistro, ancora Iglesias, chiuso prima da Tomaino e poi da Priori. Ancora Fimmanò, aspetta che arrivino i suoi compagni. Montagnolo, conclusione, colpisce il palo Pacchiarotti, in tapin, colpisce però Ruanno. Continuo, ora Solano, lo spazio per la conclusione che scheggia il palo. Lancia Cavallo, pallone che prende la traversa e stava quasi per beffare Ruanno. Va dall'altra parte dove c'è Donati, chiude tutto Corsini, però la regala a Mati, pallone messo in mezzo da Mati per Donati. E allora Santa Marinella che si porta davanti nelle marcature. Costretta a ricominciare da dietro, anzi no, va da Cavallo che protegge bene la sfera e alla fine Ruanno con un miracolo. Donati si infila tra le linee, serve Cerrotta sulla destra, sul primo palo, trova però il piede di Tomaino. Dunque si può partire con la seconda frazione di gioco. Eccolo qui, il fischio del direttore di gara. Si muove Capraro, Capraro per Priori, occasione monumentale per il Castelfontana. Attenzione però ancora a Conti, Priori verso il centro, Priori e trova la rete. E allora eccolo qui il pareggio del Castelfontana a meno 12 minuti ed 11 secondi. Ristabilisce l'equilibrio Marco Priori. Destra, ancora Solana, lo spazio per il tiro centrale, respinge Tomaino, la mette a terra Pacchiarotti. Ora attenzione al Castelfontana, Ruanno, ancora un altro miracolo. Ancora Pacchiarotti e qui c'è il 2 contro 2. Priori, puntata del numero 7, finisce alta però. Attenzione qui a rischio di Conti,
però è fortunato e allora avanza il numero 22 in mezzo per Cavallo, palo clamoroso, azione rocambolesca. Non supera Pacchiarotti, pallone però ancora tra i piedi del numero 10, conclusione di Mati. Continuo, l'interno per Donati, pallone che finisce a Solani, Tomaino però in qualche modo, e poi Conti allontana il pericolo. Eccolo qui, il triplice fischio, partita che finisce sull'1-1. Vabbè, diciamo che oggi la squadra ha giocato bene, poi purtroppo se non finalizziamo diventa tutto più difficile. Il primo tempo penso che dovevamo stare con un vantaggio più largo, poi nella ripresa ha deciso tutto un episodio e loro sono stati bravi a rimanere in partita e hanno meritato pure il pareggio. Beh, all'ultimo, guarda, ti dico sincerità, se quella palla va dentro alla fine abbiamo forse vinta, però siamo contenti, dai. Siamo contenti perché i ragazzi stanno facendo veramente tanto, abbiamo incontrato una grande squadra e quindi bisogna essere ottimisti, pensare avanti, giornata dopo giornata è quello che viene. Io ho sempre detto che noi giochiamo per fare un campionato diverso da quello che stiamo facendo, finché ci danno le possibilità e finché fanno quei risultati, noi stiamo lì e ce la godiamo bene bene.